Ponte d'Assio, un borgo dalla bellezza rustica ma dalle origini medievali. Posto tra il torrente Impero nell'omonima valle e le vette dei monti che lo osservano dalle cime, il comune in provincia di Imperia è un centro ricco di storie da raccontare. Frantoi, una cartiera, e il mulino dove iniziò la produzione la famiglia Agnesi, il pastificio più antico d'Italia. Secondo una tradizione, il nome Ponte d'Assio deriva dal Ponte di Assi, che collegava il centro di Fondovalle con le frazioni limitrofe. Secondo una leggenda popolare, invece, a dare il nome al paese fu un centurione romano. Visto i suoi possedimenti, conferì il titolo e si chiamava appunto Axius. Ponte d'Assio è il rinomato centro della buona cucina mediterranea, soprattutto per la produzione di pasta, olio e vino. Tra le tipicità del borgo di Ponte d'Assio abbiamo il biscotto, il rinomato biscotto, che è un prodotto gastronomico che viene cucinato secondo la ricetta originale di fine 1800 ed è più simile a delle grandi fette biscottate. Alle mie spalle il palazzo storico risalente al 1856, edificato dalla famiglia Agnesi, che lo abitò per circa un secolo. La prima panchina in Liguria, creata da questi artisti in provincia di Lecce, arriva a Ponte d'Assio e rappresenta il paese con le sue frazioni. In basso vediamo rappresentato il borgo di Ponte d'Assio con il ponte sull'Impero, sul fiume Impero, mentre invece su questi colli vediamo le frazioni e ci sono Bestagno, Villa Viani e Villa Guardia. Una particolarità da dover conoscere è questa, dove ci sono ancora i ruderi visibili del castello risalenti a circa il 1200 del castello di Bestagno, che era in collegamento visivo con la torre di Santa Lucia. Abbiamo solo accennato a quelli che sono i punti di interesse, alla gastronomia o alle tradizioni di questo paese, Ponte d'Assio. Da Dario il Leggendario per ora è tutto, alla prossima avventura!